Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. L'autunno è certamente la stagione migliore per visitare il Cansiglio e infatti in un mese è la terza volta che veniamo qui. Oggi la giornata è stupenda ed è l'ideale per andare in cima al Pizzoc, che è il punto più alto di tutto il Cansiglio, e per arrivarci abbiamo scelto uno dei tantissimi percorsi che esistono in zona, il sentiero William Barry. William Barry è stato un tenente dell'esercito americano che durante la seconda guerra mondiale, tra varie peripezie, ha combattuto anche nelle montagne venete e è scomparso nel 2011 e gli è stato dedicato questo sentiero che parte da qui, cioè da Cadolten, e arriva fino in cima al Pizzoc. Bene, quindi partiamo da Cadolten e la prima tappa è poco più sotto perché si comincia in discesa ed è il capitello di San Floriano. Appena superato il capitello di San Floriano, ecco che troviamo i primi cartelli dedicati al sentiero William Barry e sono di colore rosso e blu. Noi adesso ci addentriamo nel bosco da questa parte e poi più avanti, dopo un po' di salita ripida, ne usciremo fuori. Poco dopo l'uscita dal bosco, sulla sinistra, leggermente fuori dal sentiero, c'è un'altra delle tabelle che ricorda la storia del tenente William Barry. E poi qui c'è un bivio, noi andiamo a destra. Andando dritti si farebbe il sentiero del bracconiere, che porta poco oltre il rifugio città di Vittorio Veneto. Noi invece cominciamo a salire verso il Pizzoc. Siamo arrivati alla terza tabella
che illustra il sentiero William Barry. Adesso da qui non manca molto a intersettare la strada asfaltata che sale al Pizzoc. Siamo arrivati a incrociare la strada asfaltata che porta al Pizzoc. Adesso noi la seguiamo e in 10 minuti siamo alla nostra meta. Eccoci arrivati al termine del sentiero William Barry. Questa è l'ultima tabella. A pochi passi da qui c'è la croce del Pizzoc. Siamo arrivati in cima al Monte Pizzoc, 1565 metri sul livello del mare. E questa qui si chiama Piazza della Croce per ovvi motivi. Qui il panorama è veramente eccezionale. Adesso per scendere ci sono varie opzioni. Noi abbiamo scelto la più semplice, scenderemo lungo la strada asfaltata fino a un certo punto e poi devieremo a destra nel bosco per tornare a Cadolten dove abbiamo lasciato l'auto questa mattina. Ecco, stiamo scendendo dalla strada e questo è il punto in cui qui a sinistra inizia la strada del Taffarel. Noi invece entriamo qui nel bosco a destra dove c'è il segnavia H1. Non è molto evidente il tracciato, ma se vogliamo tornare a Cadolten questo è l'unico. Il sentiero non è ben visibile sul terreno, anche perché è tutto cosparso di foglie secche, però a un certo punto diventa un po' più evidente e scende giù da questa parte. Il sentiero H1 sta per terminare e sbucherà sulla strada di questa mattina a poche decine di metri sotto Cadolten, da dove siamo partiti. Il sentiero William Barry è un percorso veramente bellissimo, spettacolare, non difficile, ha qualche tratto un po' ripido e va considerato escursionistico, ma niente di più. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog.
E le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.